Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Arriva il maltempo e scatta l'allerta preventiva. Tra domani e martedì piogge intense, ma i rischi maggiori sono per le mareggiate sulle coste ioniche. Piano di sicurezza predisposto dal Comune di Catania. Siracusa l'invito a evitare spostamenti non necessari. A Taormina scuole e parchi chiusi a inizio settimana. Caltanissetta, la regione siciliana fra gli enti truffati. Si allarga l'inchiesta della Procura sui finanziamenti per eventi e spettacoli. Tra gli indagati anche il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso, per lui chiesti i domiciliari. A Catania sequestrati migliaia di file con immagini e video pedopornografici, coinvolti 4 insospettabili impiegati, professionisti e pensionati finiti in manette. Palermo spunta la pista mafiosa per l'omicidio dell'allevatore Vito Lipuma, freddato da un killer a Partinico. Catania maxi bonifica, San Berillo oltre 15 tonnellate di spazzatura rimosse dopo il nostro servizio televisivo. Calcio, il Palermo alle 17:15 sfiderà lo Spezia al Barbera, dubbi in difesa per Inzaghi che dovrebbe confermare la formazione schierata a Mantova. Serie C, dopo l'ufficializzazione di Ponzi, il Catania stasera in campo a Monopoli, ballottaggi in attacco per Toscano, impegni casalinghi per Trapani e Siracusa. Ancora ben trovati, apriamo il nostro telegiornale con il maltempo in arrivo sull'isola. Anche l'aeronautica lancia un preallerta importante e certamente i comuni cominciano ad attivarsi appunto dopo anche l'allerta tempesta, perché tra domani e martedì le piogge saranno intense con rischi molto grandi sulla parte orientale per le mareggiate. Come dicevo, i comuni predispongono dei piani sicurezza, ma sentiamo nel dettaglio Tonino De Mana. Pioggia ad intermittenza, il sole che fa capolino tra le nuvole minacciose all'orizzonte che non promettono nulla di buono. Ancora una volta sarà un'Italia spaccata in due, con il nord alle prese con importanti precipitazioni nevose e le isole maggiori che stanno per essere investite da una perturbazione di origine atlantica e da un ciclone proveniente dall'Africa. Si susseguono le riunioni di protezione civile, regionale e comunale con i sindaci, specie dei comuni della fascia ionica, allertati e mobilitati. Abbondanti precipitazioni si prevedono tra lunedì e martedì, anche se per avere un quadro preciso della situazione sarà necessario attendere almeno altre 12 ore, visto che l'eccezionale ondata di maltempo potrebbe impattare e in parte esaurirsi nel canale di Sicilia e quindi in mare aperto. Di sicuro bisognerà prestare molta attenzione alle mareggiate. A Catania in queste ore si lavora per predisporre un piano di sicurezza che potrebbe prevedere anche l'interdizione al traffico del lungomare e di parte del viale Kennedy alla Playa. Delle mareggiate così alte sono degli eventi abbastanza anomale, quindi stiamo valutando insieme anche di poter eventualmente attivare il COC, il comunque coordinamento operativo comunale, e siamo in stretto contatto, in sinergia con tutte le forze che possono in questo modo essere collaborative. Avremmo da attuare tutto quello che sono degli avvisi per sollecitare e sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto nelle zone dei villaggi a mare. Si raccomanda prudenza, che in questi casi non è mai troppa. Il divieto massimo dei mezzi a due ruote, ripeto, tenteremo di capire se sul litorale magari la viabilità avrà sicuramente delle modifiche, ma questo non è un allarme, stiamo solo parlando di prevenzione. Il resto lo dovranno fare i cittadini attraverso comportamenti prudenti e responsabili. E naturalmente vi rimandiamo alle prossime edizioni dei nostri telegiornali per ulteriori aggiornamenti sulla tematica legata proprio all'imminente arrivo del forte maltempo. Cambiamo pagina, ci sarebbe anche la Regione fra gli enti truffati nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta sui finanziamenti per eventi e spettacoli. Tra gli indagati, lo ricordiamo, il deputato regionale di Forza Italia Mancuso, agli arresti domiciliari. Dettagli nel servizio di Rita Cinardi.
Il GIP di Caltanissetta Santi Bologna, che ha firmato il decreto di sequestro preventivo nell'ambito dell'inchiesta sui fondi regionali destinati agli spettacoli nel Nisseno, ha ritenuto sussistente l'articolato sistema corruttivo ricostruito dalla Procura. Il decreto ipotizza anche una truffa aggravata ai danni della Regione, stimata in circa 49.000 euro, disponendo sequestri preventivi per quasi 70.000 euro. Tra gli indagati figura il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso, per il quale la Procura ha chiesto la misura degli arresti domiciliari. L'indagine condotta dalla squadra mobile di Caltanissetta si basa anche su intercettazioni e attività di pedinamento che avrebbero rafforzato il quadro accusatorio delineato dagli inquirenti. Secondo la Procura, Mancuso avrebbe ricevuto 12.000 euro consegnati in 3 diverse tranche dal commercialista Lorenzo Tricoli per favorire un'associazione nell'assegnazione di 98.000 euro di finanziamenti pubblici destinati all'organizzazione di spettacoli nel Nisseno. Parte delle somme, sempre secondo gli inquirenti, sarebbe stata giustificata attraverso fatture fittizie o sovrastimate. Insieme al deputato sono indagati lo stesso Tricoli e i rappresentanti dell'associazione, Manuela ed Ernesto Trapanese e Carlo Rizzioli, tutti nipoti del commercialista. Agli stessi viene contestata la corruzione e la truffa aggravata ai danni della regione siciliana. Il 22 gennaio gli indagati compariranno davanti al GIP Santi Bologna per l'interrogatorio di garanzia. La norma fake presentata all'Ars dal deputato Lavardera, che chiedeva 1 milione di euro per comuni poi inesistenti, ha scosso l'Assemblea. Ma secondo il sindaco di Adrano, Mancuso, non si tratta solo di una provocazione, potrebbe infatti essere realmente applicata alle piccole realtà. Lo scontro è avvenuto durante la trasmissione Il Punto. Simona Mazzone. La norma fake di Lavardera ha scatenato il caos all'Ars. Su 60 parlamentari in 26 hanno votato a favore, dimostrando, parole dello stesso leader di Controcorrente, la facilità e la disattenzione con cui si procede in aula. Parlamentari troppo faciloni? Intanto nel corso della trasmissione Il Punto, Mancuso, sindaco di Adrano e esponente di Grande Sicilia, ha quasi ringraziato Lavardera per l'emendamento provocazione che stanzia 1 milione di euro per comuni siciliani inesistenti, perché potrebbe essere applicabile ai piccoli enti come quello da lui gestito. Quella norma non è una supercazzola, quella norma è una norma assolutamente ottima e noi ti ringraziamo perché non parli di una supercazzola che ti è tornata indietro, perché non parli di una supercazzola che ti è tornata indietro, che non sei riuscito neanche a farla, non sei buono neanche a scrivere una norma. Parole fuorvianti per Lavardera, che è subito intervenuto contro quell'opposizione che non ha chiesto le dimissioni dell'assessore al bilancio. Non comprendo come mai, anziché fare gol a porta vuota e chiedere le dimissioni di Dagnino, Sunseri, Catanzaro, Giambona, si sono posti il problema dell'operazione, cioè che è una follia. Anziché fare opposizione e chiedere le dimissioni di Dagnino, hanno fatto la questione a me, è la verità. Adesso spetta al Dipartimento regionale valutare se la norma è davvero fake o se, come sostiene Grande Sicilia, è sfruttabile per garantire fondi ai piccoli comuni. A Catania 4 persone sono finite in manette per detenzione di materiale pedopornografico, sequestrate migliaia di file con immagini e video illegali. Emanuela Corsi. Impiegati, liberi professionisti e pensionati, tutti di sesso maschile con un'età compresa tra i 50 e i 70 anni. Sono i profili delle 4 persone arrestate in flagranza di reato dalla Polizia Postale di Catania per detenzione di materiale pedopornografico nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura Etnea. Il provvedimento è stato già convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Durante le perquisizioni gli investigatori hanno trovato e sequestrato nel computer utilizzato da uno degli arrestati decine di migliaia di file illegali, immagini e video pedopornografici. L'indagine di oggi, coordinata dalla Procura di Catania, conferma l'attenzione costante da parte della Polizia di Stato nel contrasto della pornografia minorile online. In particolare la bontà di una sinergia tra associazioni internazionali ed un costante monitoraggio della rete da parte dei nostri operatori. L'indagine è stata avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online che, grazie alla collaborazione con l'organizzazione no profit Child Rescue Coalition, ha utilizzato avanzati strumenti investigativi per geolocalizzare in Sicilia alcuni utilizzatori degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile. Una sola arma ha ucciso l'allevatore di Partinico Vito Lipuma, assassinato mercoledì nelle campagne di Borgo Parrini. Lo ha stabilito l'autopsia, un omicidio sul quale spunta l'ombra della mafia. Manlio Viola.
Si fa strada la pista che porta all'ombra della mafia nelle indagini sull'omicidio di Vito Lipuma, l'allevatore di 73 anni assassinato mercoledì scorso nelle campagne di Partinico, poco distante dal noto Borgo Parrini. L'autopsia svolta ieri all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo ha accertato che tutte le ferite sono state provocate da un'unica arma, una calibro 38. Il killer dunque era soltanto uno, almeno quello che ha sparato. 2 i colpi risultati mortali, ma ci sono altre 3 ferite più superficiali che non sarebbero state mortali, 5 colpi in tutto. Intanto gli inquirenti continuano ad ascoltare i vicini di terreno di Lipuma e i coltivatori della zona, con i quali l'uomo ucciso aveva avuto contrasti anche violenti per accuse di sconfinamento del suo bestiame che avrebbe danneggiato le coltivazioni. Ma le indagini della squadra mobile di Palermo, coordinate dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, delegato alle inchieste riguardanti Cosa Nostra di Palermo e provincia, sembrano dunque indirizzarsi chiaramente al contesto degli equilibri mafiosi. Sarebbe in quell'ambiente che il delitto dell'uomo sarebbe maturato, stato deliberato ed eseguito. 2 parcheggiatori abusivi sono stati arrestati dalla polizia Catania per estorsione. Entrambi esercitavano nel piazzale AMTS di Piazza Borsellino. Fondamentale la denuncia di 2 giovani automobilisti che erano stati costretti a cedere del denaro in seguito a gravi avvertimenti. Uno dei 2 avrebbe detto: dacci soldi o ti spacchiamo la faccia. Maggiori dettagli naturalmente nei prossimi telegiornali. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi resteremo a Catania per farvi vedere l'effetto di una maxi bonifica a San Berillo. Seconda parte del nostro telegiornale. A Catania maxi bonifica nel quartiere di San Berillo, oltre 15 tonnellate di spazzatura rimosse da via Garro. Le nostre telecamere avevano denunciato lo scempio. Tonino De Mana. Com'era? Com'è? Ecco le immagini che ci piace vedere e mostrare, con le ruspe in azione per rimuovere montagne di rifiuti che addirittura non consentivano il passaggio dei pedoni in via Garro, nel centro storico di Catania. Lo avevamo documentato e denunciato nei nostri servizi DG, con i vertici di Gema, da noi interpellati, che attendevano il via libera per la mancanza di un certificato che doveva analizzare la tipologia dei rifiuti. Ottenuto l'ok, mezzi grandi e piccoli si sono addentrati nei caratteristici vicoli di San Berillo per bonificare l'area in questione ed eliminare lo scempio. Secondo fonti Gema, che si occupa della raccolta dei rifiuti nell'Otto Centro, sarebbero 15 le tonnellate di spazzatura rimosse in 2 giorni di intenso lavoro. Soddisfazione è stata espressa dal vice sindaco ed assessore all'ecologia Massimo Pesce, secondo cui la grande bellezza si è finalmente riappropriata di uno degli angoli più suggestivi di Catania. Restiamo a Catania. Dopo i lavori di restauro e risanamento, rimossa l'impalcatura, è stata inaugurata la chiesa di Sant'Agata al Borgo, uno dei più significativi monumenti religiosi del quartiere. Oltre al recupero estetico, vediamo la facciata dell'edificio, tornare ai colori originari. Questo progetto ha anche un forte valore sociale. La chiesa di Sant'Agata al Borgo è da sempre un punto di riferimento per la comunità locale, un luogo di incontro che ha contribuito a definire l'identità del quartiere. Dopo la benedizione dell'arcivescovo Renna si è svolto il convegno Restituire bellezza e custodire memoria. Allo spettacolo applausi anche a scena aperta per Penelope, lo spettacolo scritto e diretto da Luana Rondinelli con Ester Pantano, che mette in scena un personaggio diverso rispetto a quello tradizionale che decide di ribellarsi alla sottomissione scegliendo la libertà. Sentiamo. Che inganno, amore. Che invano cerca di correggere gli sbagli. Ma come possiamo accettarli? Una Penelope che si ribella, che rivendica la sua libertà di essere donna. Una Penelope che decide di lasciarsi tutto alle spalle, anche il marito Ulisse. A portarla in scena a Siracusa è la catanese Ester Pantano. Una donna non è un oggetto di compagnia, non è un comodino, non è un animale che possiamo decidere di adottare. La voglia di ricominciare, il coraggio di cercare la propria strada, senza farsi condizionare da altri. Un racconto scritto e diretto da Luana Rondinelli, che diventa viaggio, con Itaca, che potrebbe essere la Sicilia dei giorni nostri. Dico sempre che questo testo, nonostante si riferisca a un dramma epico, a qualcosa che
che sembra così lontano, da noi così distante, e invece tratta temi assolutamente attuali. Ci sono certi passaggi che non mi sono chiari. Eppure ci su, Penelope, accadono. Quello che risalta è anche l'accento tipico della nostra terra, che dà un tocco di comicità. E poi ci sono loro. Che nulla potrà lasciare. Non lo sarà per caso. Non dimenticare la passione. Ciò che tiene sveglio il cuore. Ma la condizione di Penelope forse non è del tutto superata, anzi, per questo la sua forza può diventare modello per ogni donna, per farsi valere. Vieni con me, dai, prendi le tue cose, andiamo! Ci fermiamo ancora, subito dopo il calcio. Siamo al calcio e Palermo in campo oggi pomeriggio alle 17:15 al Barbera contro lo Spezia. Inzaghi dice: non mi interessa difendere l'1-0, se giochiamo come a Mantova ci divertiamo. In dubbio Ceccaroni. Marco Gullà. Indispettito per i commenti post Mantova, ma carico al punto giusto per la partita di oggi pomeriggio al Barbera contro lo Spezia. Pippo Inzaghi non ha digerito il pareggio di domenica scorsa e soprattutto alcune critiche rivoltegli dalla stampa. Io non posso cambiare giudizio per un tiro al 95esimo da 35 metri senza aver preso un tiro in porta. Io devo andare oltre queste cose. Voi siete bravi alle sostituzioni e allora le altre volte avevano sempre mantenuto il vantaggio ed ora ero stato bravo, cioè a me mi interessa poco. Queste cose non servono a niente se non a creare solo, come ho detto prima, cose poco piacevoli. Noi dobbiamo avere tutti il bene del Palermo per primo. Io sono stato sempre molto cattivo quando la mia squadra non ha fatto le prestazioni che doveva. Dopo Mantova non gli ho detto nulla, perché se giochiamo come Mantova le partite le vinciamo. Oggi al Barbera alle 17:15 il Palermo proverà a battere lo Spezia, che è penultimo in classifica, e accorciare verso le prime della classe. Poi Ampalo è recuperato, ci sarà con Vasic e Palumbo. Spero che tutti abbiano capito che non basta avere una società e un pubblico da Serie A per meritarci là, bisogna costruire qualcosa. Ci ho messo qualche mese, penso di aver capito tante cose adesso. Sono molto contento della squadra, molto contento del gruppo che si sta creando, molto contento del supporto che ho da parte di tutti. Adesso bisogna solo dimostrare sul campo che non mi sbaglio. Ceccaroni è incerto, avendo avuto la febbre per 2 giorni. Il difensore è già tornato ad allenarsi, ma l'allenatore deciderà all'ultimo se far giocare lui o Veroli. E andiamo alla Serie C, dopo l'ufficializzazione al Catania di Ponsi, secondo rinforzo in casa rossazzurra nel mercato di gennaio, la squadra guarda al Monopoli, questa sera in campo infatti si vedrà ovviamente la squadra schierata da Toscano con qualche ballottaggio previsto in attacco, ma sentiamo Marco Carli. Di nuovo in Puglia, la seconda trasferta del 2026 vede i rossazzurri a Monopoli dopo il pareggio di Foggia e la vittoria casalinga, l'ennesima con la Cavese. Intanto sul mercato ufficiale l'ingaggio di Ponsi, confermati 2 anni e mezzo di contratto fino al giugno del 2028. Il difensore esterno classe 2001, cresciuto nella Fiorentina e negli ultimi anni a Modena in B, resterà a Catania ad allenarsi e dopo la partita di Monopoli si aggregherà al gruppo, come Miceli. Dalla prossima settimana si tornerà a parlare delle trattative, soprattutto quella per il centrocampista. Intanto la squadra si concentra sull'avversario, sesto in classifica e reduce da 3 vittorie consecutive. Toscano senza Di Gennaro metterà Allegretto al centro della difesa, rientra Celli e fra i disponibili Ierardi, anche se non per partire dal primo minuto. Ballottaggi davanti con Caturano e Bruzzaniti che scalpitano e con Lunetta che si è allenato in gruppo venerdì e Forte, entrambi protagonisti principali del girone d'andata. Scelte che non preoccupano Toscano, testa al Monopoli con la volontà di sfatare quella che il tecnico considera una falsa convinzione. Dà fastidio è il fatto che si possa pensare che questa squadra sia una squadra diversa in casa e fuori casa, che non è vero. È una percezione solo ai fini dei risultati. Giocano in casa le altre siciliane di C, il Trapani ospita il Sorrento, il Siracusa riceve il Cerignola. Sentiamo.
22 convocati nel Siracusa in campo oggi contro l'Audace Cerignola. Ci sono l'ultimo arrivato Arditi e giovani Barcio, Chiara e Monreale. Contro i pugliesi continui terminale offensivo, in palio punti pesanti tra salvezza e play-off. Sicuramente viaggiano sulle ali dell'entusiasmo, ma che dal mio punto di vista vengono ad affrontare un'altra squadra forte, perché noi siamo una squadra che magari in questo momento non abbiamo tutte le frecce al nostro arco, ma siamo una squadra che può fare male a qualsiasi avversaria. Sappiamo che per loro sarà una partita importante perché l'ha dichiarato mister Maiuri, ma lo è altrettanto per noi. I recuperi di Di Noi e Palmieri hanno caratterizzato la vigilia di Trapani-Sorrento, partita molto delicata per i padroni di casa in cerca di riscatto dopo il KO di Latina. Al provinciale Trapani imbattuto con 6 vittorie e 4 pareggi e alla disperata ricerca di punti salvezza in attesa di conoscere l'entità della prossima penalizzazione. Gli infortuni di Vasquez e Ciuferri si aggiungono alle numerose partenze, ma l'emergenza Granata non fa più notizia. Per il momento è tutto, Sicilia 24 finisce qui, vi ricordo il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle 14. A tutti una buona domenica.